Bentrovati. Nel suo intervento al meeting di Comunione e Liberazione che si è tenuto recentemente a Rimini, Renzi ha superato se stesso con una frase particolarmente inquietante. Il berlusconismo e per alcuni aspetti l'antiberlusconismo hanno messo il Paese sul tasto pausa al ventennio italiano, impedendoci di correre. Parole che rivelano la vera natura di questo bullo, un qualunquista, un politicante senza principi. Un concetto sconcio pronunciato da capo del governo ma pure segretario di un partito che dovrebbe rappresentare la sinistra. A meno che Renzi si riferisse all'anti-berlusconismo da operette dei vari D'Alema, dei Violante, quelli che tra una crostata e una bicamerale erano una sponda sicura per il Caimano quando si trovava in difficoltà. Tant'è che la legge sul suo mostruoso conflitto di interesse, quando erano loro al governo, è rimasta lettera morta. Ma questi erano finti anti-berlusconiani, per cui è d'obbligo fare chiarezza su questo punto. Molti giornalisti, opinion leaders, intellettuali e politici come Indro Montanelli, Giorgio Bocca, Paolo Silo Labini, Umberto Eco, Dario Fo, Gustavo Zagrebelsky, Paolo Flores D'Arcai, Stefano Rodotà, Enzo Biagi, Nanni Moretti, Daniele Luttazzi, Fratelli Guzzanti, solo per nominarne alcuni, ed anche un partito come l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, sono sempre stati contro Berlusconi e la sua corte, contro un Berlusconi senza scrupoli, disposto a sacrificare l'Italia per tutelare i propri interessi, predicando spudoratamente di un nuovo miracolo italiano mentre il paese stava affondando, che ha dissipato ricchezze e perso occasioni per rimettere in ordine i conti pubblici e farla ripartire quando la congiuntura mondiale favorevole lo permetteva, lasciando così il conto da pagare alle future generazioni. Ricordiamoci la finanza creativa di Tremonti, che bollava poi incredibilmente la nostra Costituzione come un frutto del comunismo, e poi le leggi a persona, uno schifo che lui e i suoi maggiordomi mettevano in campo per salvarsi dalle patrie galere. Addirittura Berlusconi, da capo del governo, ad una festa della Guardia di Finanza, riuscì ad affermare che una certa soglia di evasione è un diritto dei cittadini, roba da TSO, da trattamento sanitario obbligatorio. Il problema vero negli ultimi 20 anni non è che ci sia stato troppo anti-berlusconismo, ma che ce ne sia stato troppo poco. Citarci non è elegante, ma chi vi parla è stato da sempre contro questo individuo che il Tribunale di Milano ha definito delinquente naturale, che ha fatto degenerare eticamente e culturalmente il Paese, grazie ad un impero mediatico a sua disposizione e una classe politica di destra, prona ai suoi desideri e di una sinistra spesso collusa. E Renzi ignobilmente mette sullo stesso piano Berlusconi, che ha saccheggiato, come abbiamo visto, e distrutto l'Italia, con coloro che lo hanno veramente contrastato, veramente combattuto. E con un tale rovesciamento della storia il Bullo di Firenze può permettersi di accordarsi, per sostituire eventuali prossime defezioni di alcuni senatori della sinistra del suo partito sulle riforme costituzionali, con Verdini, ex braccio destro del Caimano, un soggetto con una sfilza di processi penali in corso. Le scelte del governo Renzi in questo anno e mezzo sono scelte che avrebbe voluto fare Berlusconi quando era al governo, ma non ci è riuscito perché la società civile reagiva con vigore. Purtroppo sono lontani i tempi quando Micromega organizzava manifestazioni contro le politiche berlusconiane sulla giustizia e portava in piazza San Giovanni a Roma 1 milione di persone. Ora gli italiani sono in stato catatonico. Renzi si presenta come l'uomo delle riforme che farà ripartire il Paese, mentre è la continuazione del berlusconismo, con la sola differenza che non ha i miliardi di Berlusconi. Renzi, per chi non ha il salame gli occhi foderati di salame, non è un esponente della sinistra con i valori tipici della sinistra, è un berlusconiano travestito, è un lupo travestito da agnello e quindi più pericoloso. Molti non si rendono conto della gravità dei progetti renziani, eppure se sei contro Renzi e le scelte del suo governo ti chiamano gufo e sei contro il progresso del Paese. Stupidaggini buone per dei sempliciotti boccaloni. Con la frase di Rimini, Renzi mette tutti sullo stesso piano, destra, sinistra, centro, mentre lui si colloca al di sopra di tutti, un gesto che fa emergere il suo pericoloso egocentrismo. Padellaro ha scritto: dove era Renzi e da che parte stava negli anni del Berlusconi trionfante? Chissà, forse parteggiava assieme all'amico di famiglia Verdini per Berlusconi. Certo, mettere i berlusconiani e gli anti-berlusconiani nello stesso calderone, oltre che essere antistorico, è un gioco davvero spregevole. Ci vediamo giovedì prossimo.
Calderone, oltre che essere antistorico, è un gioco davvero spregevole. Ci vediamo giovedì prossimo.